Salute a tutti! In una popolazione dedita al culto delle acque, qual era quella sarda, le sorgenti calde naturali erano considerate dono della madre terra. Le acque oggi di San Saturnino, poste fra Benetuti e Bultei, sono chiamate nell'itinerario antonino Caput Tursi e quelle iusittane di Fornogiano sono dette Foro Traiani, per cui assumono la posizione di acque solo quelle neapolitane, facili da individuare poiché segnate come stazioni di sosta nello stesso itinerario. Il dubbio si palesa per l'Esa e le acque lusitane citate da Tolomeo. L'Esa e le acque lusitane sono tradizionalmente associate alle attuali terme di San Saturnino. Il geografo e astronomo Claudio Tolomeo però le pone viaggiando da nord a sud dell'isola dopo le acque iusittane e prima di quelle neapolitane. Pertanto, se per acque iusittane si intendono quelle di Fordongianos, non è possibile che le altre neapolitane si trovino presso le attuali sorgenti di Santa Maria Isaguas, a Sarda, o siano dislocate addirittura tra le Barbagie e il Campidano. Qui nasce il grave problema delle indicazioni tolemaiche. Il caso della posizione di Bosa nella geografia di Tolomeo è emblematico. Egli colloca la città all'interno dell'isola, quindi distante dal mare. In tal modo ci sarebbe corrispondenza e anche omonimia con il centro di Busacche. Per Bosa è stato facile aggiustare il tiro, in quanto non vi sono altre città con tale toponimo. Diverse località invece scritte da Tolomeo in lingua greca, tradotte poi in latino e italiano fino ai nostri giorni, hanno subito trascrizioni non sempre rispondenti al testo originario. A ciò si devono aggiungere le errate coordinate areali. Sembra incredibile, ma l'Esa viene indicata nel 1751 fra le 7 città regge dell'isola da Nicola Roiseco, che si definisce mercante librario. Nella sua opera a carattere turistico divulgativo, La vera guida per chi viaggia, opera di un moderno viaggiatore, edita a Roma. In tale guida sono elencate queste 7 città: Cagliari, Sassari, Oristano, Bosa, Alghero, La Rocca di Aragona, Castelsardo e infine l'Esa. In quest'ultimo caso è chiaro che l'Esa sostituisce la città regia di Iglesias, che nel proprio toponimo potrebbe contenere les Lesias dais Ecclesias. In effetti ancora oggi rimane il mistero di come si chiamasse Iglesias prima dell'avvento del cristianesimo, che ne ha sostituito il nome. Fuori dalla Sardegna, l'Esa è una cittadina sul Lago Maggiore, chiamata Lessa nel 1568. Oltre i confini della penisola italica, l'Esa era la città biblica per eccellenza, che impersonava il significato intrinseco della Lusia, la divinità protettrice dei tintori. Nel libro della Genesi dice Mosè: i confini di Canaan vanno da Sidone a Gerar, da qui a Gaza, poi a Sodoma e Gomorra, passando per Adaman fino all'Esa. Jonathan e San Girolamo indicano per l'Esa la città di Calliroe, famosa per le sue acque calde che defluiscono nel Mar Morto a settentrione. Plinio il Vecchio invece colloca la città di Lesa tra il Mar Rosso e il Mar Morto, nell'antica via carovaniera che collegava Genido, porto sul Mar Rosso, al lago Sirbone. Bartolomeo Catena, nella sua opera La Sacra Bibbia di Vence, scrive che Tolomeo pone tra il Mar Rosso e il Mar Morto la città di Lusa, che Giuseppe chiama con il nome di Lousa. In altre parole, il nome Lusa è stato corrotto in Lesa. In effetti Lusa concorda con la diva Lusia e con Luxus, in sardo Lussu, indicante il benessere generale. Infatti Salussia è il silos del grano, fatto di canne intrecciate, in altri luoghi detto Orriu, sinonimo, se ampio e copioso, di lusso. Ai lussuosi, quindi alle donne e agli uomini di potere, era destinato il mantello purpureo di colore rosso. La venditrice di porpora, nonché protettrice dei tintori, era denominata Lusia, scritto Ludia, proprio come la regione della Lidia Anatolica, chiamata appunto da Omero terra dei Luxion, in cui la capitale era Sardi. A occidente, in Occidente, dove il sole va a morire, il tramonto lascia nel cielo il colore purpureo dei suoi raggi sanguigni. A tale proposito, le popolazioni che si affacciavano sul mare occidentale venivano appellate lusitane,
come i territori dell'attuale Portogallo e della Andalusia iberica. Lusitane venivano denominate anche quelle croste geologiche ad alto contenuto di cuprite che davano al terreno e alle rocce il caratteristico colore rosso. In questi luoghi è facile trovare l'andalusite, un minerale con striature che si tingono di rosso. I lusitani sardi vengono indicati da Tolomeo con l'etnonimo di Lusaronensioi e collocati immediatamente prima dei Cornensioi. Questi ultimi molto probabilmente sono i popoli afferenti alla città di Cornus. Pertanto i vari centri che riprendevano il prefisso la radice lussa, quindi lesa, lussa, losa o lussuccio, erano relativi alle acque iupsitane. In altre parole, tali località non dovevano essere distanti le une dalle altre e potevano far parte della stessa entità statuale, magari condividendo il maestoso santuario federale del nuraghe Losa. Lussurgio, Lussurzo, nome del santo cui sono state consacrate le chiese di Fordongianus e Santo Lussurgio, possono gemellarsi con la città di Lesa o Lusa, posta oggi in Giordania, lungo la valle di Vadi Musa, Bado o Guado delle Muse, nei pressi di Petra, patrimonio ora dell'UNESCO, dove principi di altre ere avevano fatto scavare le loro eterne e lussureggianti dimore monumentali nei costoni variopinti o lusitani. Il problema dell'individuazione della città di Lesa o Lusa in Sardegna è dovuto al fatto che qui la Lusia è un luogo comune. Perciò la Lussia, la Lusia, la Lasio o Agrifoglio con le sue bacche rosse, la Losa rossa e il Lusso erano nomi e cognomi diffusi. Se dovessimo seguire la sequenza reale indicata da Tolomeo per la città di Lesa o di Lusa e per le relative acque lesitane, dovremo collocare le acque neapolitane non più a Santa Maria Isacquas di Sardara, ma a Sacquagotta di Villasor. In questo caso Lesa, o meglio Lusa, sarebbe Sardara e le acque lesitane quelle di Santa Maria Isacquas. Conseguentemente le acque iusitane diverrebbero quelle di Fordongianus. In questi territori era stanziata la Cors Lusitanorum di memoria romana, quando la distanza che intercorreva tra Ozzocca e le acque neapolitane era indicata nell'itinerario in 36 miglia, 53,28 km. La lunghezza attuale tra Santa Giusta e Sardara è invece di 37 km, a metà strada, circa con Sacquagotta, quasi a indicare una stazione di sosta non riportata nella mappa antonina. La strada Tibula-Scaral si affiancava alla Tibula-Sulcis, proprio nei pressi delle Aquis Neapolitanis, quindi un'arteria sostava a Metalla e l'altra andava a Caralis. In altre parole, lo stradone a Tibula-Scaralis seguiva il cammino del Campidano occidentale, Sardara, San Gavino, Sacquagotta, e non il percorso orientale del versante Sardara-San Luri, dove oggi passa la strada statale 131. Ha un senso chiamare Sacquagotta con l'epiteto di acque neapolitane, poiché tale località era collegata con Neapolis attraverso la strada Tibulas-Sulcis, che dopo Zocca andava a Sulcis via Neapolis. Dalle terme di Neapolis la strada per Sulcis sostava presso la stazione di Metalla a Bideramos, l'altra seguiva per Carale. In apparenza il sito di Sacquagotta non mostra vestigia storiche importanti. Andando però a fondo nella ricerca si scopre che presso la sorgente di Occacalda sono state rinvenute varie anfore, tombe a cassone, lucerne e altre suppellettili. Inoltre sono stati portati alla luce alcuni zigli alti fino a 2 metri e sul luogo sono stati trovati frammenti di embrici, anfore e materiale di varie epoche. A breve distanza dalle terme campeggia ancora imponente, seppure dormiente per lo stato di abbandono, il complesso nuragico di Susonaduri. Vi è omonimia tra il sardo e il lusio, dal momento che entrambi i patronimici si rifanno al colore rosso-porpora. Sardi in Anatolia, Asia Minore, era per questo la capitale della Rossa Lusia, che Omero definì terra dei Luxion. Sardara era perciò Lusia o Lesa, quando le acque lesitane erano quelle attualmente chiamate di Santa Maria Isacquas. Le vestigia antiche di Sardara sono ancora presenti nel suo bellissimo pozzo sacro di Sant'Anastasia, circondato da una vasta area archeologica.
Cupride era legata al rosso rame, come la Sardegna a Sardo, il rosso. Narra Callimaco che in Sardegna la divinità di Cupride, la rossa, proteggeva i naviganti, i quali le proferivan offerte durante gli imbarchi. 5 anni fa a Cipro, l'isola denominata anticamente Cuprus da cuprite per via del minerale rosso da cui si estraeva tra gli altri il rame, vennero trovate 5 scodelle di età nuragica provenienti dalla Sardegna. Di queste, una era stata impastata con lo stesso minerale utilizzato nelle ceramiche provenienti da Ortu Comino, nuraghe di Sardara. Non è un caso se le scodelle in sardo sono dette Cupur. Saludos.